Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Diva FM, a Radio Colbert Rovigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, buongiorno e benvenuti, bentornati. Felici di essere con voi, di ritrovarvi, ecco, perché questo è il nostro intento tutte le settimane, fare qualcosa di buono, insomma, di interessante, qualcosa di interessante. Ho detto proprio in dialetto veneto. Allora, dai, cosa dire? Andiamo subito con i titoli. Vai, perché abbiamo i tempi che sono stretti, velocissimi quest'oggi. Dai, allora, primo titolo, bonus da 1.000 euro. Magari arrivasse. Poi secondo titolo, presidente Casellati in Polesine. Poi mare e crisi. Profumo di mare. Ahimè. Poi l'arte di si riprende. Si riprende, perché avevo scritto l'arte si riprende, scusate, c'era una parolina messa male. Poi ultimo ma non ultimo, grazie a Plastic Free. Ecco, questi sono i titoli di oggi che andiamo ad affrontarne all'interno di Made in Polesine. Brevissima pausa, torniamo per iniziare la puntata di oggi. E questo, miei cari, adesso è proprio l'inizio della puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, bonus da 1.000 euro. Sarà vero? È una notizia di stamattina vedo sul Gazzettino, dove c'è scritto che il sindaco Rossi, sindaco di Badia Polesine, all'inizio dell'anno il bando per il bonus da 1.000 lire per i nuovi residenti. Da 1.000 lire, da 1.000 euro. 1.000 euro, 1.000 lire. Più o meno 1.000 euro corrispondono a 1.000 lire. Ormai sempre di più costano meno. Perché? Perché è una buona iniziativa del comune di Badia, ma probabilmente lo faranno anche altri comuni, adesso noi riprendiamo questa notizia. Però c'era da sottolineare il fatto che la provincia di Rovigo ha perso dal 2018 5.500 abitanti, quindi è una provincia che si sta un pochino spopolando, sia perché nascono meno bambini, sia perché la gente va via, al di là che Badia dovrebbe essere nel triangolo d'oro, con l'apertura di Amazon, con l'autostrada che ha le due entrate, sia per Vicenza che verso Bologna e Padova, quindi dovrebbe essere anche privilegiata rispetto a altre zone del Polesine. Fatto sta che ci sono 5.500 abitanti in meno. Allora, innanzitutto è una bella iniziativa, è un'iniziativa che comunque non può essere risolta in questo sistema con 12.000 euro disposti e predisposti dal comune di Badia. Dovrebbe essere una cosa un po' più sostanziosa, fatta, non so, dalla regione da una parte e dallo Stato dall'altra, perché effettivamente i nuovi residenti possono avere anche un incentivo per rimanere non solo da noi. Io mi ricordo che tempo fa andai a fare un servizio di una settimana in Abruzzo e addirittura proponevano le case a €1. Sì, almeno mi ricordo che ci fosse perlomeno la possibilità però di ripopolarle. Quindi siccome che effettivamente basta che facciamo un giro da noi nel Basso Polesine, nelle zone un pochino più periferiche delle frazioni sia di Porto Tolle che di Taglio di Po che di Porto Vilo, effettivamente si sta spopolando. Adesso le bassa. Sì, ma perché tu vai su e giù, stai con la voce, sai? No, spieghiamo che sto guardando i volumi. Effettivamente i volumi sono sempre altalenanti. Vedi che adesso sono perché vuol dire che parlo perché tu mentre parli mi spengo. È un calo. Mi spengo. Vabbè. Detto questo, quindi una bella iniziativa da parte di Badia, un'iniziativa da seguire per tutti. Cerchiamo di non spopolare i nostri territori, perché poi tutto questo lo pagheremo. Ok, allora abbiamo così esaurito il nostro primo argomento di oggi. Abbiamo esaurito il primo argomento di oggi. Abbiamo sistemato anche i volumi, finalmente. Insomma, abbiamo tornato una cosa stabile. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. E siamo pronti per riprendere la puntata di oggi di Made in Polesine. Secondo titolo che andiamo ad affrontare, presidente Casellati in Polesine. Ma quando? Allora, la seconda carica dello Stato domani, venerdì, è proprio a Portoviro in particolare, perché viene nella sede del parco. Sì. Sarà accolta dal presidente del parco, che ricordiamo è il sindaco di Loreo Gasparini, e dal presidente della provincia Dallara. Non ultimo anche il vice sindaco, visto che il sindaco veronese non c'è, dal vice sindaco Mancini.
Che dire, tanto è una cosa interessante. Io sto notando in giro per Portoviejo che hanno pulito tutto. Sistemato tutto, sì. Quindi bisognerebbe, come dico che bisognerebbe votare ogni anno per fare le strade, perché sai che le strade le fanno solo l'anno prima delle votazioni. Qua ci vorrebbe una visita alla settimana. Ci vorrebbe una visita alla settimana di Casellati, di Fico, di Mattarella, e allora probabilmente le nostre strade c'hanno meno buche, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, cosa molto importante che venga, al di là che conosce benissimo il territorio la Presidente, essendo originaria di Adria, abitava a Rovigo, abitava a Padova, eccetera, quindi il nostro territorio non è che l'ho sentita molto spesso citare il Polesine, però poi dovrebbe conoscerlo abbastanza bene. Però lo conosce, sì, essendoci nata, quindi vabbè. E quindi secondo me è una cosa molto importante. Sai cosa noto? Che ultimamente si stanno muovendo per promuovere il nostro territorio. Questo da una parte Zaia che scrive, che fa vedere i girasoli e anche la lavanda, e la Casellati che viene giù, cioè forse si sono accorti che è un territorio unico da salvaguardare. E forse qualcosina abbiamo fatto anche noi, perché è da qualche anno che stiamo, che lo stiamo spingendo. Sì, che lo stiamo spingendo il nostro delta, insomma, ecco. Allora, quindi Presidente Casellati ci dica grazie. Ci dica grazie. No, questo fa piacere, perché poi tra l'altro la scusa per essere qua in Polesine è che sono 5 anni dal parco riserva UNESCO. Sembra ieri, io mi ricordo quando sono andato a vedere la presentazione, c'era ancora Bonaccini, non c'era Zaia quella volta, a Mesola che l'hanno presentata, e sono passati già 5 anni. 5 anni, e volano veramente. Volano, purtroppo, qua diventiamo sempre più vecchi e lo dura. Si dice che quando stai bene il tempo vola. Sì, lo diceva anche la Cuccarini. La Cuccarini. Vabbè, dai. Allora, questa è l'altra storia. Quindi domani preparatevi, strade chiuse sicuramente, perché ci sarà un movimento di elicotteri, di sicurezza, eccetera, perché arriva, ed è un onore che sia qua da noi, la Presidente Casellati, Presidente del Senato, seconda carica dello Stato. Molto bene, questo è una cosa, insomma, che un po' ci rinfranca, dai. Ecco. Ci fa piacere, ci fa piacere che una carica dello Stato sia nelle nostre zone praticamente. Dai, allora, abbiamo così esaurito anche questo secondo argomento, tra poco per continuare Made in Polesine. Bentornati miei cari, siete sempre su Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo, Made in Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Questo è Made in Polesine miei cari. Questa settimana parliamo anche della crisi purtroppo del mare, insomma, la stagione era già un po' compromessa durante il periodo pieno del Covid, insomma, le conseguenze si sono viste e si stanno vedendo tuttora. Sì, allora, perché ne parliamo? Perché io l'altra sera, mercoledì, ero a Rosolina Mare, ore 21, ho fatto un post che c'era veramente il deserto, sei sulla passeggiata a lungomare, che di solito è piena perché dice vicino anche il campeggio, eccetera, c'era assolutamente nessuno alle ore 21. Allora, ho messo il post, ho fatto solo sottolineando il periodo e l'orario, e mi hanno risposto in tantissimi. E a Lignano stessa cosa, e a Firenze stessa cosa, e a Grado stessa cosa. Cioè, effettivamente, se ci dobbiamo basare su il mare che funziona con sabato e domenica, potremmo dire che il mare è più o meno come a regime come gli altri anni. Sì. Però mancano i residenziali, cioè siamo tutti, io per primo, anche per questioni economiche, facciamo il weekend, ma andiamo su e giù, avendo la fortuna di abitare vicino al mare, però che fa business e che fa reddito è sicuramente la gente che ci abita, che non ci sono comunque neanche le case. Ecco, gli affittuari, coloro che arrivavano per 15 giorni o anche un mese nella stessa zona. Invece quest'anno veramente sono pochissimi quelli che fanno sta cosa, e ci sono, come dicevi tu, un sacco di famiglie che vanno avanti e indietro durante il fine settimana. È un fatto tangibile che effettivamente quest'anno il mare, come tutto il turismo, sta soffrendo moltissimo. Che dire, facciamo anche un inciso su Rosolina Mare, perché poi nel post, siccome hanno risposto in tanti hanno detto, però effettivamente Rosolina Mare rispetto agli anni 50 non è che abbia fatto tantissimo. Gli altri anni sopperiva il fatto che le strutture fossero un pochino obsolete, mi riferisco in particolar modo a Piazza Europa, che effettivamente c'è quella serie di stabili fatti ancora con l'Eternit sopra, forse l'hanno bonificato, ma comunque è proprio un retaggio degli anni 50,
non c'è un passeggio commerciale, eccetera, eccetera, quindi qualcosa poteva essere fatto. Gli altri anni le seppellivano con una programmazione di spettacoli che effettivamente era buona rispetto anche ai nostri vicini, sia dei lidi ferraresi che di Sottomarina, quindi spettacoli la sera buoni, e quindi chiudevamo un occhio sul fatto che non c'erano altre strutture, altre carenze, sì. Ecco. Adesso effettivamente Rosolina Mare, se vuol fare quel salto qualitativo, una passatina perlomeno in Piazzale Europa con la ruspa bisogna farla. Ecco, una passatina con la ruspa proprio, demoliamo tutto, cioè, con la ruspa, non diamo una rinfrescata, no, una passatina con la ruspa, cioè, veramente ci sono ancora i muri con i blocchi di cemento che penso sia già dagli anni della guerre puniche, che non si adoperano più. I tetti sono pessimi, vabbè, ma questa è un'altra storia. Comunque fatto sta che tangibilmente in tutta Italia la gente si muove meno, spende meno, fa meno turismo lungo, e questo è un fatto negativo che ce lo riporteremo in settembre-ottobre. Settembre-ottobre sarà dura, molto dura, sarà molto dura. Vabbè, ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi per dirlo? Noi dobbiamo dirlo, perché dobbiamo evidenziare queste cose, insomma, mi sembra anche giusto. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Bene, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Adesso altro titolo che andiamo a sviluppare in questa puntata di oggi: l'arte si riprende. Si riprende qualcosa, o nel senso si riprende? No, si riprende a livello. Io parlo sempre a livello polesano. Sì. Siamo reduci dalla Fiera di Taglio di Po. La Fiera di Taglio di Po secondo me è stata un successo. Io faccio chapeau sia alla Proloco che al sindaco e all'amministrazione, perché hanno deciso di farla con tutti i rischi che comporta. Sì. Cioè, metti caso che qualcuno si fosse ammalato, era un disastro, però quindi bravi agli organizzatori, tutto il mio rispetto. Però vediamo le varie locandine che ci sono in giro. Riprende anche Traville e Giardini dal 30 luglio al 25 agosto, tra l'altro con una programmazione importante su tutta la provincia, da Alex Britti, Teresa De Sio, Mario Tozzi. Toccherà dalla villa che c'è a Fratta Polesine, quella più blasonata, fino a Porto Tolle, Ariano nel Polesine, eccetera. E poi dal 31 luglio al 2 agosto, quando ci siamo, quindi dalla settimana prossima, sì, esatto, Voci per la Libertà, che quest'anno avrà la partecipazione di Marina Rai e Nicolò Fabi, che ha vinto anche il premio, quindi anche questa qua è un bel momento di ripresa, nel senso che non si sapeva se si riusciva a fare Voci per la Libertà, che ricordiamo è uno dei fiori all'occhiello della programmazione nazionale, sponsorizzato, appoggiata da Amnesty International, ma comunque fatta da un gruppo di amici e ideata da un gruppo di amici di Villa Dose, e quindi bravi. Certo. E poi per esempio Taglio di Po, ma anche altri paesi si stanno muovendo, ci sarà una serata jazz e soul a Taglio di Po il 31/7 e tante altre cose. E questo è veramente molto interessante, sai? Sì. Questo è veramente e quindi molto interessante. che dire, è una cosa importante che si cerchi di riprendere con le dovute regole, con dovuto quello che vuoi, eccetera. E l'arte sicuramente può fare da volano per ritornare a una normalità, perché veramente se non ritorniamo alla normalità in settembre-ottobre sarà dura. Le dura, proprio detto in milanese, le dura. Quindi bravi a tutte queste organizzazioni. Sappiamo che saranno rispettati tutti i parametri per la sicurezza. Una domanda, sai che quando hanno fatto la partita col Napoli sembrava che dovessero essere tutti infettati? Sì. Non c'è nessuno infettato. Non c'è nessuno. Quindi. Ma chi siamo noi per giudicare? Ma fatto dai, dopo va sempre a finire così, che non siamo le malelingue, invece però non è successo niente, dai. Non è successo niente. Dai. Quindi allora, dimmi, volevi concludere? Chiudo la bocca. Con Cerniera, hai di fatto concluso. Sì, perché sennò se parto non mi fermo più. Dai. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Allora, siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi, non per questo meno importante, come diciamo sempre, è una scaletta, quindi ci sarà un primo e anche un ultimo, è così. Allora, grazie a Plastic Free. Come sei filosofico? Cos'è Plastic Free? Allora, Plastic Free è un'associazione a livello nazionale che cerca di eliminare, oppure di sensibilizzare le persone a eliminare il più possibile la plastica.
Riccardo Mancin, che è un nostro amico che abita a Portotolle, che è referente per la regione Veneto e Delta del Po appunto di questa Plastic Free, tra l'altro fa anche tante altre manifestazioni, lo citiamo, lo ricordiamo perché assieme a tanti volontari, per esempio 150 volontari, tempo fa ha pulito la spiaggia di Boccasette, recuperando veramente tonnellate di plastica, solo di plastica, un po' di tutto, dai. Ecco, fa detto per inciso, e l'ha sottolineato anche Mancin, che quello che troviamo nelle spiagge non è che sia proprio solamente le persone, perché poi dopo si dice sono incivili e le persone lasciano tutto, non sono loro, sono purtroppo il fiume che porta i detriti esattamente da Torino fino a Baricata o Boccasette, e quindi c'è di tutto e di più, le mareggiate eccetera, quindi il mare che porta su, quindi se dobbiamo analizzare, visto che ogni volta si colpevolizza l'utente, il piccolo utente, al di là di qualche incivile, il 90% delle persone, io vedo in spiaggia eccetera, hanno il loro sacchetto con le immondizie, o le portano nel centro raccolta o se addirittura se le portano a casa. Sì. Quindi c'è nell'immaginario di noi polesani in particolare, ma degli italiani in generale, questa sensibilità per non inquinare e non far danni alla natura. Comunque, ecco, ricordando appunto gli amici Riccardo Mancini, ricordo anche Erminio Polesinani e tanti altri volontari che per esempio hanno questa iniziativa di pulire Taglio di Po. Non so se lo fanno anche in altri paesi, però so che a Taglio di Po un sabato ogni praticamente un sabato al mese c'è questa iniziativa che questo volontari, giubbino giallo, e vanno veramente a pulire polemica. Ma non ci sono anche gli addetti, cioè, quelli comunali, delle volte faccio fatica a capire perché c'è bisogno dell'intervento dei volontari quando abbiamo delle persone che vengono pagate e dovrebbe essere un servizio, e fondamentalmente fanno la stessa cosa che fanno un servizio erogato dal comune, esatto. Sostanzialmente. No, ma c'è il comune lo fa, virgola. Perché non si riesce se due volontari, la settimana scorsa c'erano appunto Erminio Polesinani e Riccardo Mancini, in due hanno pulito la piazza che sembrava uno specchio in 2 ore. Cioè, un uomo che lavora 8 ore forse ce la fa anche lui. Vabbè, questo mistero, questo mistero, chi siamo noi? Però noi troviamo sempre la magagna, però la magagna, sì. Vabbè, insomma, dai, ci vuole, bisogna far così. Dai, allora. Di Torino. Sei di Torino. Abbiamo tutti i dialetti oggi. Fine della puntata, andiamo sui saluti finali. Ci sentiamo tra poco. E siamo veramente in conclusione anche quest'oggi. Abbiamo esaurito i nostri argomenti, non ci restano che i saluti finali, però prima, come sempre, ci facciamo uno spottino a vicenda. Per esempio, volevo chiederti una cosa: tu sabato prossimo, sabato 25, quindi sabato ritorno in Barricata nel ristorante da Oriano. Tra l'altro ho visto anche i tutorial che fa Oriano, è bravo come cuoco. E che dire, sono con una nuova cosa che si chiama Ma che freddo fa. Però la prossima volta il cambio il titolo. Il periodo è quello giusto. Ma che freddo fa. La prossima volta cambio il titolo perché ero indeciso, poi l'ho messo senza ascoltare mia moglie e mi ha già sgridato. Come sempre ha ragione lei. Allora la prossima, la stessa cosa che farò, si chiamerà So far tutto forse niente, e sottotitolo Da domani si vedrà. Che è una canzone insomma di qualche tempo fa. Mentre questo signore qua sarà anche lui in tournée. Mentre io sabato 25, quindi saremo divisi, uno da una parte e uno dall'altra. I fratelli siamesi tagliati. Sarò a Porto Levante, praticamente al Blue Marlin, quindi ci sarà una serata, ci sarà una pericina veramente speciale, ci sarà da divertirsi, da mangiare e da bere. Poi mi raccomando, a mezzanotte la spaghettata. Ci sarà una spaghettata veramente enorme, quindi vi consiglio di non mancare. Ok, vi aspetto tantissimo. E quindi sappiate che i due paladini che avete qua davanti sono in tournée. Separatamente, separati dalla nascita. Vai. Dai, con questo abbiamo concluso. Ringraziamo come sempre chi ci ospita, Radio Diva, Radio Colpe e Medi Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana come sempre. Ci risentiamo la prossima settimana, il nostro classico countdown. 3, 2, 1. Ciao a tutti.
Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.